Allora, vi ringrazio di essere venuti a questo incontro, il terzo che Italia in Comune organizza su temi che noi riteniamo di grande interesse e di grande attualità. Questa volta ci occupiamo di intelligenza artificiale, un tema che è entrato prepotentemente ormai nelle nostre case, nei nostri luoghi di lavoro, insomma, nelle nostre discussioni. Tema sul quale si soffermerà da un punto di vista strettamente tecnico la professoressa Antonella Fancello per introdurre le varie definizioni che ci sono dell'intelligenza artificiale. Naturalmente Antonella per me è una sorta di libretto di istruzioni per l'uso su questi temi, perché è sicuramente la più competente. Ma lo scopo di questi incontri è quello di verificare quali sono i riflessi immediati e pratici sulla vita quotidiana in questo caso dell'intelligenza artificiale. In parecchi casi abbiamo a che fare con l'intelligenza artificiale e neanche ce ne accorgiamo. Il dramma è che spesso siamo anche vittime di sistemi che non riusciamo a governare, che non riusciamo a controllare e che sono escogitati sostanzialmente per controllare noi. Poi vediamo in che senso controllare noi. Ed è ovvio che l'intelligenza artificiale ora, per quanto riguarda la nostra esperienza, la nostra quotidianità, ha dei riflessi anche sul consenso democratico, su come si governa, su come si influenza in qualche modo e su come influisce sul sistema democratico, e di questo ci parlerà Graziano Milia, sindaco di Quarto, che ringrazio di essere venuto. Che riflessi ha l'intelligenza artificiale sulla pubblica amministrazione? Qui vi chiederei di fare un applauso a Giuseppina Sanna, che si è laureata 6 giorni fa su questo tema. E giustamente, come commentavamo prima, anziché andare a festeggiare, rimanere a festeggiare per tutta la settimana, è venuta invece a trovare noi. L'intelligenza artificiale sulla corretta informazione della stampa, della quale ci parlerà l'amico Luciano Piras, redattore della Nuova Sardegna, ed è Don Roberto che ci parlerà invece degli aspetti etici dell'intelligenza artificiale. Il pezzo forte, tra virgolette, dal punto di vista anche, se vogliamo, mediatico, è il collegamento con Domenico. Non so se sia già collegato Domenico Mura, un giovane ricercatore nuorese che presta la sua attività presso la stazione Concordia a qualche chilometro da qua, che vediamo collegato e che salutiamo. Ciao Domenico. Buona serata, spero che vi sentiate bene. Sì, ti sentiamo bene. Da noi sono le 7 e da lui credo le 2 del mattino, insomma, 1:30, le 2 del mattino. E quindi io non mi attarderò in questa presentazione, nel senso che le considerazioni che volevo fare all'inizio naturalmente sono condizionate di molto, naturalmente, anche dalle esigenze di Domenico Mura, al quale naturalmente cedo immediatamente la parola. Prima lo presento. Domenico ha una laurea magistrale in ingegneria robotica e dell'automazione e ha un dottorato di ricerca in ingegneria dell'informazione. È attualmente assegnista di ricerca presso l'Istituto di Scienze Polari del CNR e attualmente è collegato appunto dalla stazione Concordia in Antartide, che è una delle 2 basi scientifiche italiane assieme alla Francia. Ti chiedo innanzitutto, Domenico, se fa ancora caldo, perché ci siamo sentiti l'altro giorno e mi avevi detto che c'era un po' di affa a meno 44 gradi, perché ce n'erano 77 il giorno prima. Come si sta ora? Sì, era un'affa abbastanza estiva, ma stiamo ancora abbastanza bene, ci sono solo meno 49 gradi in questo momento, c'è un po' di vento, sono 6,3 metri al secondo e questo fa scendere la temperatura a meno 68 gradi, però insomma per noi queste, non dico che sono temperature estive, ma quasi. Io ti chiederei, Domenico, di raccontarci un po'
cosa fai, qual è la tua attività, di cosa ti occupi nella stazione Concordia e naturalmente, che poi è il tema di questo incontro, come impatta l'intelligenza artificiale sulle attività di ricerca che voi fate. Certamente. Tra l'altro, se mi abilitate lo share screen, posso anche forse cercare di farvi vedere qualche video della situazione qua fuori, insomma, perché ovviamente ora è buio pesto, non posso farvi vedere niente, quindi nel caso condividi schermo. se mi abilitate poi sì. vi rendo partecipi un po' della mia realtà. Quello che posso dire appunto è che sì, il mio ruolo qua nella stazione Concordia, che è situata, non so se è già stato detto, nella base scientifica franco-italiana situata nel bel mezzo del plateau antartico, cioè nel bel mezzo dell'interno del continente antartico, a differenza dell'altra base italiana, la Mario Zucchelli, che si trova invece sulla costa. Il mio ruolo sarebbe quello dello scientifico addetto ai progetti di astronomia e astrofisica che vengono condotti qua in base. La stazione Concordia, vedo che mi avete. La stazione Concordia è come se fosse un laboratorio a cielo aperto. Ecco, questa è la mia casa per tutto quest'anno. Delle caratteristiche dell'ambiente esterno in cui ci troviamo, è un luogo privilegiato, quasi unico nel pianeta, per studiare appunto astronomia, astrofisica, glaciologia. Chiaramente ci troviamo sopra più di 3 km di ghiaccio, meteorologia, quindi anche cambiamenti climatici, nonché studi dell'Agenzia Spaziale Europea su noi stessi. Noi stessi facciamo parte di un grande esperimento che è volto a definire come il corpo e la psiche umana reagiscono a queste condizioni di isolamento vero, isolamento estremo, paragonabili appunto a quelle che potrebbe sperimentare un domani un colonizzatore spaziale sulla Luna o su Marte. Il nostro appunto, come dicevo prima, questo è uno dei pochissimi posti che sono davvero isolati all'interno del pianeta. Non esiste la tecnologia, ora che siamo nel bel mezzo dell'inverno antartico, per venire a prestarci anche solo soccorso nel caso successe qualcosa. Non esiste proprio tecnologia, non vi sono veicoli che resistano a queste temperature. Dal punto di vista dell'astronomia e dell'astrofisica, cioè di cui mi occupo io, le caratteristiche che rendono questo sito quasi unico sono l'elevata altitudine. Infatti ci troviamo a più di 3200 metri, la rarefazione estrema dell'atmosfera qui, che a noi provoca tanti problemi di ipossia al nostro apparato cardiocircolatorio, viceversa è una manna dal cielo per le osservazioni astronomiche, perché le turbolenze dell'atmosfera sono quasi, dopo i 30-40 metri, sono praticamente trascurabili. E poi, senza contare la presenza qui della notte antartica, ossia di una notte di 24 ore che permette di avere delle osservazioni continue, cosa che non vi sono molti altri posti al mondo che permettano tutte queste caratteristiche ottimali per l'osservazione astronomica. Per quanto riguarda come l'intelligenza artificiale viene utilizzata nelle nostre ricerche, c'è da premettere che noi nella base, tutta la nostra potenza computazionale, tutti i nostri mezzi sono volti non tanto all'analisi dei dati che raccogliamo, dove appunto l'intelligenza artificiale la fa abbastanza da padrona, quanto alla nostra sopravvivenza. Quindi noi ci troviamo in uno dei pochissimi posti in cui ancora l'intelligenza artificiale ha molte difficoltà a essere applicata in ragione appunto delle temperature estreme. Banalmente
l'elettronica, la meccanica a cui siamo abituati nel mondo reale, qui non funziona. Sono tutti componenti che magari sono stati testati e sono garantiti per massimo meno 10, meno 20 gradi. Qui è tutta un'altra storia. Tuttavia, quindi noi siamo coloro che si occupano di reperire i dati, siano essi astronomici, astrofisici, di glaciologia, di meteorologia, eccetera. Questi dati vengono inviati ai nostri colleghi che si trovano invece nei vari laboratori italiani e francesi o comunque europei, e lì a quel punto in tutta la fase di post-processing dei dati che vengono utilizzati oggi algoritmi di intelligenza artificiale, machine learning, reti neurali. Per fare un esempio che magari mi riguarda un po' più da vicino, per quanto riguarda le immagini astronomiche, voi potete immaginare, noi qua prendiamo immagini astronomiche a ciclo continuo, sono tantissimi dati, e farli analizzare da un povero essere umano sarebbe veramente qualcosa di abbastanza complesso. L'intelligenza artificiale, ad esempio, viene utilizzata per scartare tutta una serie di magari artefatti luminosi che non ci interessano, perché praticamente, ecco com'è che funziona il telescopio convoglia tutta la luce che riesce e poi la va a imprimere nei circuiti della macchina, diciamo della macchina fotografica che viene utilizzata per avere l'osservazione, ma questi circuiti non fanno differenza tra la luce che magari può provenire da una stella, che è quella che interessa a noi, dalla stella che interessa a noi, o che viene semplicemente rifratta dall'atmosfera, dai cristalli di ghiaccio che sono continuamente in movimento qua intorno, in questo deserto ghiacciato, o le nuvole, o può essere banalmente la luce della mia lampada da testa quando mi avvicino appunto ai telescopi a fare il mio lavoro, a controllare che siano in condizioni ottimali per lavorare. Ecco, ad esempio, un'applicazione molto utile dell'intelligenza artificiale in questo senso è scartare tutti gli eventi che non ci interessano. Ecco, questo si chiama riduzione delle immagini. Ad esempio, un esempio magari famoso che mi viene in mente adesso è quella celeberrima foto pubblicata da poco la prima vera foto di un buco nero, probabilmente l'avrete vista. Quella foto lì è stata ricavata massicciamente grazie all'aiuto di algoritmi di intelligenza artificiale. Discorsi analoghi valgono per i dati che ricaviamo dalla meteorologia e dalla glaciologia, che sono studi importantissimi che si fanno qua, in cui appunto si ricava una tale quantità di dati che c'è bisogno di iniziare a tirarne fuori le informazioni significative grazie a questi algoritmi. Per esempio qui in questo sito è stato uno dei laboratori dai quali è stato possibile verificare e dimostrare con dati scientifici che il riscaldamento globale di cui stiamo soffrendo oggi effettivamente riceve un aiuto, per modo di dire, sostanziale dall'attività umana. Altri, per esempio, proprio da poco discutevo con il medico dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea, che come si sta evolvendo il nostro stato psicofisico in queste condizioni sia estreme dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista di isolamento. Lui è un chirurgo e mi stava giusto dicendo che il machine learning sta iniziando a essere applicato anche in chirurgia. È un trend molto che è previsto molto in crescita nei prossimi anni. Ecco. Quindi direi che i modi in cui noi per il momento utilizziamo l'intelligenza artificiale per il momento sono questi. Ecco. Molto, molto interessante,
Domenico. Inizialmente avevo capito che l'intelligenza artificiale oltre i 10 gradi sotto zero non funziona, insomma. Cioè voi raccogliete i dati e poi l'intelligenza artificiale lavora al caldo, mi è sembrato di capire, forse ho capito male. Sì. Okay. No, è giusto. Insomma, ci teniamo l'intelligenza artificiale per il momento per il momento è ottima quando tu hai risorse diciamo illimitate dal punto di vista computazionale e appunto si tratta semplicemente ecco, di far andare il tuo computer, fargli immaginare i suoi dati, fargli ricavare le informazioni che vogliamo e questa per queste cose è ottima, ma se vi è da mettere come dire gli scarponi nel suolo, l'essere umano è ancora insostituibile. Mi viene in mente un'immagine molto carina che risale a qualche anno fa, di quando, non so se vi ricordate, il campione mondiale di Go, cioè che è un gioco orientale, non so se insomma si vede anche in A Beautiful Mind, comunque è un gioco, per chi non lo conoscesse, che è molto più difficile da imparare per un computer rispetto agli scacchi, no? Kasparov è stato battuto da un'intelligenza artificiale, da DeepMind, non mi ricordo, qualche anno fa. Si diceva che il Go fosse un gioco capace di resistere all'intelligenza artificiale perché appunto richiedeva una tale quantità di strategia molto più elevata rispetto agli scacchi. Bene, quindi c'è questa immagine di AlphaGo, l'intelligenza artificiale che ha battuto il campione mondiale di Go, e nella quale però manca qualcosa, appunto si vede un computer che semplicemente calcola le mosse, no? Però poi chi è che deve mettere, chi mette il pezzo del Go, la pietrina del Go sulla scacchiera? Un altro essere umano. Quindi la situazione è esattamente questa. L'intelligenza artificiale può essere bravissima, imbattibile in certe tipologie di calcoli, perché comunque, nel senso, un'intelligenza bruta e ha tutto il tempo del mondo, tutti i dati del mondo, ma riuscire a fare banalmente, ecco, se bisogna andare a sincerarsi che il telescopio non sia invaso dalla neve, andare a modificare l'ottica del telescopio che cambia da estate a inverno, per esempio, perché l'intera struttura metallica del telescopio a quelle temperature si deforma. Per questo servono ancora i buoni vecchi esseri umani. In questo senso c'è un'applicazione dell'intelligenza artificiale alla quale io ho lavorato, alla quale sono molto affezionato, che è alla frontiera con la robotica. Diciamo, cioè la robotica alla fine è il corpo, no? Dell'intelligenza artificiale, è ciò che va a manipolare, a interagire con il nostro mondo come interagiamo, come dovremmo interagire noi, no? Questo concetto è chiamato avatar robotico. Un avatar robotico è un robot che tramite l'intelligenza artificiale, nel quale, grazie all'intelligenza artificiale, voi siete capaci di far entrare la vostra coscienza, per intenderci. Quindi voi, la vostra come dire, il robot, voi vedete quello che vede il robot, siete dentro il robot, come voi vi muovete, come voi muovete le vostre mani, le vostre braccia, il robot esegue, interpreta ovviamente con i suoi circuiti, i suoi motori, interpreta i vostri movimenti e li riproduce. Quindi in questo caso si ha, diciamo, il meglio dei due mondi, si ha la destrezza e l'intelligenza che solo un essere umano per il momento continua ad avere, però riportata all'interno di un corpo sintetico, robotico,
il quale è capace di operare appunto in ambienti, ad esempio, come mi occupavo io, in ambienti estremi, in cui è estremamente pericoloso mandare un lavoratore umano, perché ovviamente l'essere umano è sempre infinitamente più prezioso di qualunque robot. E queste applicazioni si utilizzano, ad esempio le utilizzate per quanto riguarda l'intervento per operazioni archeologiche e biologiche negli abissi marini, quindi in giro per il Mediterraneo abbiamo potuto esplorare con le nostre capacità, con la nostra mente, con ad esempio dei relitti sommersi, e anche riuscire con gli stessi movimenti che le nostre mani compivano al sicuro su un battello, venivano riprodotti dal robot 300 metri più in basso. Perfetto. Questo ad esempio sarebbe una bella applicazione anche qua, perché non salverebbe, però metterebbe meno in pericolo banalmente i lavoratori. Questo verrà usato anche in scenari di intervento, è stato provato ad Amatrice, in un edificio che era pericolante per il sisma, no? Per non far entrare magari appunto dei vigili del fuoco non sapendo com'è lo stato dell'edificio. Insomma, questa è Domenico, ti faccio un'altra così, idea, così di cui mi occupavo prima di venire qua. Rispettiamo anche i tuoi orari, insomma, di riposo, che devi fare cose sicuramente più importanti. Ti chiedo l'ultimo flash, così poi ti lasciamo. Tu sei lì da un po' di tempo, però sicuramente sarai aggiornato sul dibattito che c'è qua in Sardegna sull'Einstein Telescope. Ti chiedo un breve flash su quali, insomma, anche per i ricercatori sardi, come sei tu, quali importanza. Naturalmente la domanda è anche abbastanza stupida volendo, però che ricadute può avere anche su, diciamo, il mondo della ricerca, soprattutto quel nutrito numero di ricercatori sardi che ora sono invece sparsi per il mondo e se potrebbero fare le stesse attività anche qua in Sardegna. Un breve flash, poi ci salutiamo. Certo. Allora, premetto che appunto questo non è il posto migliore per essere perfettamente aggiornati sui dibattiti che si svolgono nel resto del mondo, e questa è anche parte dell'esperienza, però appunto l'Einstein Telescope alla fine è un progetto a cura dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e io ho la fortuna di avere il mio station leader, che è un alto quadro di quell'istituto, quindi ne abbiamo potuto discutere abbastanza insieme. Che posso dire, io dal mio punto di vista non riesco a vedere per il momento alcun risvolto negativo di quest'opera, che mi pare sarebbe appunto qualcosa di non dico mai visto prima, ma quasi, che da quello che so io attirerebbe avevo sentito parlare tra la costruzione e i posti di lavoro che creerebbe, avevo sentito parlare di cifre che praticamente l'intera popolazione di Nuoro, cioè 36.000 persone, qualcosa del genere. Sarebbe veramente bello riuscire a fare dell'isolamento, della natura, come dire, incontaminata che noi abbiamo rispetto a praticamente tutto il resto dell'Europa, una fonte di ricchezza, come dire, anche di ricchezza buona, perché tra l'altro io ho vissuto a Pisa per tanti anni e quindi ero proprio a fianco all'interferometro, quello Virgo. Non ho mai sentito alcuna polemica, alcun disagio che creasse, e se piazzi un interferometro in un'area hai tutto l'interesse, tra l'altro, che quell'area rimanga silenziosa e incontaminata, quindi è anche una misura di protezione di quelle zone. Quindi io per il momento non posso che auspicare questa opera affascinante.
se avrò altri dati in senso contrario vedo, ma per il momento veramente non riesco a pensare a nessuna ricaduta negativa. Perfetto, grazie Domenico Mura, grazie per l'attenzione che ci hai dedicato, grazie per quello che fai. Ci sentiamo presto, un abbraccio dal Muro. Certo che non è semplice stare lì di fatto isolati e acchiapparsi alla quotidianità che noi viviamo connessi sostanzialmente con il mondo. Ti volevo chiedere se aveva saputo se era morto Berlusconi, questo della Furia, immagino che non l'hanno saputo. Ora passo la parola a Antonella Fancello, che è ricercatrice, docente presso l'Università di Sassari e, come dicevo all'inizio, sul tema dell'innovazione digitale la professoressa Fancello è una stimata professionista e, come ho detto all'inizio, è per me il libretto delle istruzioni. Antonella, ti chiediamo le istruzioni per l'uso innanzitutto e capire se tutta la retorica da un lato e dall'altro sull'intelligenza artificiale come dire, può essere invece in qualche modo cioè si esca dalla tifoseria per cui ci sono quelli che per carità mio Dio intelligenza artificiale no e quelli invece che il progresso comanda tutto e governa anche le scelte dell'uomo. Prego Antonella, grazie. Allora, non sono un informatico, sono laureata in scienze politiche e insegno nella facoltà nella quale si è laureata Giuseppina qualche giorno fa, nella facoltà di scienze politiche e giuridiche per la pubblica amministrazione di Sassari, una materia che si chiama e-government, amministrazione digitale. All'interno di questa materia, che è un ambito dell'informatica giuridica, da un certo momento in poi si è iniziato a parlare di decisioni algoritmiche. Prima Graziano Milia, il sindaco di Quarto, mi ha detto: ma si usa l'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione? Certo che si usa, ce lo racconterà più tardi Giuseppina, già dal 2015 con la famosa legge La Buona Scuola. Non so se vi ricordate gli articoli, l'algoritmo impazzito, quello che assegnava le cattedre in maniera distorta, quello era un utilizzo di algoritmo di intelligenza artificiale dentro la pubblica amministrazione. Da lì è nata la mia curiosità, soprattutto per gli aspetti etici dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ben prima che diventasse così centrale, ben prima che arrivasse ChatGPT, che tutti quanti utilizzassimo Siri piuttosto che Alexa, ben prima è accaduto ieri che venisse approvato il primo regolamento al mondo sull'intelligenza artificiale. È stato approvato ieri a Strasburgo dall'Unione Europea ed è la prima volta in assoluto in tutto il pianeta che qualcuno impone dei paletti, delle regole. Per cui già oggi ci sono degli scettici, noi siamo quelli che mettiamo sempre le regole così blocchiamo l'impresa, ma poi ci sono quelli come me e tanti altri che dicono giusto mettere le regole. Non facciamo come abbiamo fatto con l'esplosione di internet, che siamo arrivati troppo tardi, quando ormai le regole non potevano essere più impostate. Allora, il primo a tentare di rispondere a questa domanda, ma le macchine pensano, fu un signore che si chiama Alan Turing, che è il padre dell'informatica moderna. Allora, intanto inizio a dirvi che parleremo di questi temi in maniera molto colloquiale, vi indicherò anche dei film da vedere, dei libri da leggere. Il primo film che vi consiglio di vedere è The Imitation Game, dove si racconta la storia di Alan Turing, riabilitato solo recentemente dal governo britannico perché purtroppo era omosessuale e si suicidò. E quando fece tutte le scoperte, in realtà le più importanti, nessuno gli diede peso, proprio perché era omosessuale. E fu anche colui che scoprì il codice che svelò il modo in cui i nazisti comunicavano, ok? Una sorta di genio, quello che oggi noi chiameremmo genio. Bene, fu il primo a dire molto chiaramente, non possono stare nella stessa frase, le due parole, i due concetti, pensiero, macchina e pensiero. Rispondendo alla domanda, ma le macchine pensano, lui disse assolutamente no, e lo spiegò molto bene
con il gioco dell'imitazione, The Imitation Game, che all'interno, che guardando il film troverete tra l'altro in maniera molto, lo guarderete in maniera molto spassosa, però in maniera molto spassosa vi spiega esattamente come funziona un computer e perché una macchina non può pensare, perché non ha una coscienza. Lui è il padre del termine, siamo nel 1955, si chiama John McCartney. Luciano Floridi, che è un filosofo del nostro tempo, quando racconta della nascita di questo termine ha detto: pensate che fortuna, lui stava dando il nome a quella che oggi potremmo chiamare una start-up, di fatto intelligenza artificiale è rimasto, ma non è quella la nascita dell'intelligenza artificiale. Soprattutto dobbiamo dire che non sempre si è parlato di intelligenza artificiale, si parla di estati e inverni dell'intelligenza artificiale, quindi di periodi in cui se ne è parlato tantissimo e c'è stato il boom, un po' come sta accadendo adesso, e periodi in cui non se la filava nessuno. Però questo periodo in corso, rispetto alle altre estati dell'intelligenza artificiale, è il più importante di tutti, perché questo è il periodo in cui c'è, più che in tutta la storia dell'universo, la materia di cui si nutre l'intelligenza artificiale, che sono i dati. Mai come in questo momento c'è una produzione abnorme di dati, cioè la materia di cui si nutrono gli algoritmi che fanno funzionare l'intelligenza artificiale, perché tutti produciamo dati, noi siamo dati che camminano, il nostro smartwatch, moltissimi oggetti che indossiamo, la mattonella di casa che segna il livello di umidità e quindi segnala se bisogna intervenire, il microchip che posso mettere nella piantina che mi dice che deve essere innaffiata, io con l'app da New York innaffio la pianta, parliamo tutti comodamente con Siri, con Alexa, la macchina, l'automobile ormai è un insieme di intelligenze artificiali, con l'asfalto che ha i sensori, i pneumatici che hanno i sensori, tutte le videocamere che fanno il riconoscimento facciale negli aeroporti piuttosto che in parchi nelle nostre città, che ormai sono diventate città intelligenti, smart cities. Ok, siamo circondati da dati che vengono prodotti in continuazione, che vengono raccolti, cosiddetti big data, per essere mangiati, rielaborati da algoritmi di intelligenza artificiale. Chi li elabora? L'uomo. Chi decide quali dati buttare là dentro? L'uomo. Chi istruisce l'algoritmo? L'uomo. Questo non dobbiamo mai dimenticarcelo. Torno alla buona scuola, non è l'algoritmo che era impazzito assegnando le cattedre male dei docenti, è chi aveva istruito quell'algoritmo che non l'aveva istruito a dovere, perché i docenti del sud andassero al sud e quelli del nord andassero al nord. Tra le mille definizioni di intelligenza artificiale io ho scelto quella dell'UNICEF, ma quando mai? Che ci azzecca l'UNICEF con l'intelligenza artificiale? Ci azzecca perché quando si parla di intelligenza artificiale oggi si sta parlando di diritti umani, quindi anche l'UNICEF ha dato la sua definizione, che a me piace moltissimo. Per intelligenza artificiale si intendono i sistemi basati su macchine che, dati una serie di obiettivi, attenzione, definiti dall'uomo, è l'uomo che decide cosa fargli fare, ok? Sono in grado di fare previsioni, raccomandazioni o decisioni. Raccomandazioni o decisioni è importantissimo e vi spiego perché. L'intelligenza artificiale mi suggerisce, mi raccomanda qualcosa, sono io che decido di farla diventare una decisione, che quindi ha delle conseguenze nel mondo che mi circonda. Lei suggerisce, io decido se quel suggerimento deve avere delle conseguenze per le persone. Raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti reali, tutto intorno a noi, o virtuali. Il metaverso, non so se ne avete sentito parlare, non è quello di Zuckerberg, lui ha avuto solo l'intuizione di chiamare la sua azienda Meta, molto furbescamente. In realtà il metaverso esiste da un romanzo del 1992, ci saranno in metaverso, si usa moltissimo già in medicina e sono dei mondi virtuali all'interno dei quali io agisco con dei guanti tattili, con dei caschi, senza mouse e tastiere e interagisco come se stessi interagendo nel mondo reale. Si fanno degli interventi chirurgici a cuore aperto utilizzando le tecnologie del metaverso.
metaverso è uno degli ambienti virtuali che in questo momento sta sfruttando di più le tecnologie di intelligenza artificiale. Quindi le raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti reali e virtuali in questo senso. È morto? È morto? I sistemi di intelligenza artificiale interagiscono con noi, vedi Alexa, poniamocelo questo problema di bambini che stanno parlando tutti con Alexa che si chiama Alexa, che ha una voce da donna, che è una donna alla quale io do ordini e la donna li esegue, inizio a dirvi delle cose, e agiscono sul nostro ambiente direttamente o indirettamente. Indirettamente perché mi dà dei suggerimenti che mi portano a fare cose. C'ho nel mio smartphone l'applicazione della catena dei negozi Bershka. Vado in Francia, a Parigi, in un negozio Bershka e appena entro mi arriva il messaggino che quella maglietta che avevo già adocchiato con un mi piace me la stanno offrendo ad un prezzo bassissimo e anzi quel giorno ne posso comprare 2 al prezzo di 1. E come mai potrebbe succedere una cosa del genere? È riuscita a prevedere che a me piace esattamente quella maglietta. È successo perché un algoritmo di intelligenza artificiale ha incrociato quell'informazione che magari ho rilasciato anche non sull'app di Bershka ma su Google, dove ho detto che quella maglietta di quel colore mi piaceva. Entro nel negozio e me la propone con un prezzo bassissimo. Ok. Spesso sembrano, attenzione, sembrano operare in modo autonomo, non operano in modo autonomo, sono portate a operare in modo autonomo. Sì, c'è un momento in cui autonomamente decidano di fare qualcosa, ma sembrano perché c'è sempre dietro una persona che ha deciso di farle agire autonomamente. Bisogna sempre rovesciare il ragionamento, è quello che si insegna ai bambini nei corsi di coding, quando gli si insegna perché si muove il robot e perché anziché andare a destra è andato a sinistra, perché tu hai sbagliato quel comando, quel codice che lo faceva andare a destra piuttosto che a sinistra. Spesso sembrano operare in modo autonomo e possono adattare il loro comportamento imparando dal contesto. Il nostro ospite in Antartide prima ha parlato di machine learning, macchine che apprendono. La vera rivoluzione del momento sono le tecnologie di intelligenza artificiale cosiddetta di machine learning. Che cosa vuol dire? Allora, immaginate un software tradizionale, Word, Excel, il giochino Pong, quello che avevamo quando avevamo i vecchi sistemi DOS. Funzionava perché il programmatore a manina aveva scritto il codice. Alla pallina, scrivendo il codice, gli aveva detto: quando sbatte a destra tu falla andare a sinistra, quando va a sinistra fagli abbattere il muro. Il programmatore che a manina scriveva il codice. Col machine learning non c'è più il programmatore che scrive il codice, ma è la macchina che guarda centinaia, migliaia, milioni di partite di Pong e apprende dalla visione di quelle partite di Pong. Immaginatevi un algoritmo che guarda centinaia, migliaia, milioni di TAC e di risonanze magnetiche di masse tumorali e riesce a prevedere quando in un organismo potrebbe comparire una cellula tumorale. Sta già succedendo negli Stati Uniti. Non è che è più brava dell'oncologo, semplicemente ha una capacità di calcolo estremamente elevata, che è quella che caratterizza il tempo in corso dell'estate dell'intelligenza artificiale. Per cui in un lasso di tempo veramente piccolo è in grado di esaminare milioni di dati che l'oncologo non ha tutto il tempo di esaminare e riesce ad individuare in un organismo quando con quelle determinate caratteristiche potrebbe comparire un tumore. Questo per farvi un esempio buono e un esempio cattivo. È talmente importante il tema che non solo se ne è occupata l'UNICEF, ma che qualche mese fa la Commissione europea ha deciso che entrasse nelle competenze di base del cittadino europeo. Come dico sempre, di base è apri cartella, chiudi cartella, salva file. Nel DigiComp ora c'è scritto che il cittadino medio europeo deve avere un'idea minima di base di
di come funziona un'intelligenza artificiale, che non vuol dire che deve saper programmare un algoritmo, ma che deve avere una minima idea di come funziona Alexa. Non vi sembri strano, perché ci sono città come Copenaghen ed Helsinki dove i cittadini istruiscono l'algoritmo per la raccolta differenziata. Succede anche a Barcellona. Ci sono paesi come la Finlandia dove c'è un corso di base sull'intelligenza artificiale dai 0 agli 80 anni e c'è da 5-10 anni a questa parte, tra l'altro tradotto anche in italiano. Perché è importante che un cittadino abbia i rudimenti di come funzionano questi algoritmi? Perché si stanno prendendo decisioni sulla sua pelle e in qualche modo devono esserne messi a conoscenza. Vi dirà più tardi Giuseppina che ci sono amministrazioni centrali come MEF, come INPS, come la Banca d'Italia, come Consob, che già da tempo usano algoritmi di intelligenza artificiale. Alcuni lo dicono nella home page, altri non lo dicono, e questo è sbagliato, perché l'algoritmo deve essere spiegato al cittadino, il cittadino deve sapere da che cosa si deve difendere. Un algoritmo che non è raccontato, spiegato al cittadino, è un algoritmo incostituzionale, perché va contro l'articolo 3 della Costituzione che riguarda l'uguaglianza, l'articolo 24 che dice che ogni cittadino si deve difendere davanti alla legge. Ma da cosa si difende se non sa che quella decisione l'ha presa un algoritmo? E l'articolo 97 della Costituzione, che è quello del buon andamento della pubblica amministrazione. Adesso ho detto cose che dicevi tu, ma tu ne devi dire tante altre. Conoscere l'intelligenza artificiale deve essere riconosciuto come un diritto umano, questo ci dice la Commissione europea e ce lo dice molto bene nel regolamento che è stato approvato ieri, dove sono stati definiti 3 livelli di rischiosità cosiddetti, un termine bruttissimo, ma questo è, calibrati sui diritti umani. Questo è stato il punto fermo nel approvare i vari articoli del regolamento europeo. La Finlandia, l'abbiamo detto, la tecnologia digitale, come tutte le tecnologie, è neutrale, non è né buona né cattiva, dipende moltissimo dall'uso che ne facciamo. Ma l'algoritmo non è neutrale, perché l'algoritmo si nutre di dati e di quali dati si nutre lo decide una persona e quella persona può decidere che ci siano solo dati di donne o solo dati di uomini, solo dati di uomini caucasici o anche di persone di colore, okay? Di un certo quartiere di una città piuttosto che di un altro quartiere della città. Tra i sistemi banditi ieri alla Corte di Strasburgo c'è un sistema che in questo momento è in sperimentazione nelle questure italiane, un sistema per cui il governo italiano ha già investito tantissimo, si chiama Giove. Si tratta di un sistema che riconosce biometricamente le persone e in base a questo riconoscimento in certe parti della città piuttosto che in altre valuta se ci sono delle possibilità di recidiva, valuta a priori se quella persona può commettere il reato. Questo sistema lo sta già usando Piantedosi, lo sta sperimentando, però probabilmente oggi gli hanno detto dall'anno prossimo non lo puoi usare perché è fuori legge, giusto per darvi un'idea di che cosa succede senza che il cittadino lo sappia e perché è importante che adesso ci sia un regolamento. È la nostra capacità etica digitale che ci renderà in grado di rendere l'innovazione tecnologica utile o dannosa per gli esseri umani. Ce lo dice Paolo Benanti, l'inventore del termine algoretica, che è quello che ha usato Sebastian Cocco, l'ideatore di questo neologismo, e che è colui che ha riunito in Vaticano i rappresentanti di tutte le religioni perché si parlasse di etica dell'intelligenza artificiale. E questo è l'altro consiglio per gli acquisti che vi do, che è un bellissimo testo di Paolo Benanti. Metti l'umano nel processo di intelligenza artificiale, vuol dire letteralmente che spiega molto bene perché è importante che si guardi all'intelligenza artificiale sempre con occhio etico. Siamo nella 4ª rivoluzione industriale, non ci siamo quasi resi conto che abbiamo superato la 3ª. La 3ª è quella di internet e dei personal computer, la 4ª è quella
dell'internet delle cose, quel IoT sono gli oggetti tutti collegati alla rete. Prima si collegavano solo i calcolatori, adesso siamo tutti collegati. Siamo, dice Luciano Floridi, organismi informazionali che rilasciano dati in continuazione, che vengono raccolti nei big data, che vengono elaborati dalle intelligenze artificiali con tecniche di machine e deep learning, adesso vedremo perché, e impiegati nella robotica, come ci ha detto il nostro amico dall'Antartide. Il Web 1 era quello di Tim Berners-Lee del 1990, anche se gli americani ce l'avevano nei cassetti del Pentagono dalla fine degli anni 70, ed era quello che ci faceva connettere col calcolatore alla rete e non ci faceva comunicare. Il Web 2 era quello che con questa famosa pagina di Time viene indicato il 2006 come l'anno in cui anche tu puoi partecipare, sei protagonista, nascono i blog. Siamo nel Web 3, l'era dell'internet delle cose, dei gemelli digitali. Non so se ne avete sentito parlare. Altro consiglio per gli acquisti, il libro del professor Silvano Tagliagambe, che ha scritto un bellissimo libro sui gemelli digitali. Allora, è in corso un progetto cosiddetto di datificazione, tutto si sta trasformando in dati. Si sta trasformando in dati anche quello che succede nelle maree, nei boschi, in tutto il pianeta, e si sta generando con un progetto che si chiama Destination Earth il gemello della Terra, per studiare attraverso i dati nel gemello quello che potrebbe succedere nella Terra. Immaginate cosa voglia dire studiare in anticipo attraverso il rilascio dei dati di milioni di sensori. Molti arrivano da Copernicus, secondo me arrivano anche dall'Antartide, però lui non ce l'ha detto, quindi non lo dico. Il gemello della Terra ci aiuterà a capire, a prevedere quello che potrebbe succedere sulla Terra con i cambiamenti climatici. Il libro meraviglioso l'ha scritto Silvano Tagliagambe, dove è raccontato con termini molto molto semplici perché stanno nascendo i gemelli digitali. Ve ne racconto un'altra. A Milano stanno producendo il dottor Quartetoni, che è un cardiologo, il gemello di un cuore affetto da malattie rare. Quindi ha riprodotto attraverso un processo di datificazione come funziona un cuore affetto da una malattia rara. Esamina il gemello, analizza il gemello per cercare di prevedere quello che succede nel cuore vero. Tutto questo grazie alle tecnologie di intelligenza artificiale. I dati vengono raccolti, c'è un grossissimo mercato di dati, lo abbiamo scoperto anche quando sono stati trafugati quelli della regione Sardegna. C'è uno spazio che si chiama Deep Web, all'interno del quale c'è una compravendita di dati dei cittadini. Questo film, The Social Dilemma, che c'è su Netflix, vi racconta quando noi pensiamo di usufruire di un servizio gratuitamente, in realtà gli stiamo donando la cosa più importante, il tesoro più importante, che sono i dati, che sono esattamente ciò di cui si nutrono l'intelligenza artificiale, ma i grossi capitali, dei grossi colossi dell'informazione. Il nostro presidente lo ha detto molto chiaramente quando si è insediato l'ultima volta, bisogna dirlo perché si è già insediato un paio di volte, che ha detto che il vero pericolo in questo momento è rappresentato da poteri economici sovranazionali, e si stava riferendo proprio alle grandi multinazionali tecnologiche. Pensate al potere che hanno le big tech rispetto al potere che ha uno Stato che conosce solo i dati dei suoi cittadini. C'è una parte emersa di big data, di cui tutti quei dati che vengono raccolti, che noi conosciamo, una parte sommersa, che non abbiamo proprio idea di come venga utilizzata. Partiamo da questo signore. Cosa sa di noi? Questa è una slide che uso anche con i bambini alle medie. Allora, sa dove abitiamo, quando è il nostro compleanno, quando è il compleanno di nostro marito, nostra cugina, nostro figlio, il colore che ci piace, le marche che ci piacciono di più, i libri che leggiamo, sa più o meno che cosa ci piace acquistare, ma sa anche che film guardiamo. Noi sappiamo quanto a livello psicologico i film che guardiamo raccontino di noi, e sa così bene che film guardiamo che ci suggerisce
quelli che ci piacerebbero guardare, e tante volte ne sa di più e ci azzecca più del nostro migliore amico, ma sa anche che musica ascoltiamo. Immaginate tutti questi dati incrociati tra di loro. Il sistema di intelligenza artificiale, che è un sistema statistico, trova delle correlazioni tra tutti questi dati, anche le più impensabili, quelle per cui non si capisce perché il tifoso della Juve mangia quella marca di pomodori. Ecco, un sistema di intelligenza artificiale riesce ad arrivare a questa conclusione, ma ci ascolta, perché tutti in casa abbiamo, non tutti, io non ce l'ho, ma moltissimi italiani, e vi aggiungo moltissimi sardi, perché siamo una delle regioni in cui Alexa è più presente nelle case, hanno Alexa hanno in casa, molti lo tengono acceso. Alexa registra, Alexa quei dati li mette da qualche parte, non sappiamo dove, però ci sono dei server che raccolgono le voci di Alexa, e ci sono dei software che io mi posso scaricare da internet, che con un piccolo pezzetto della mia voce sono in grado di riprodurre un discorso di senso compiuto con la mia voce, e vallo a dimostrare tu che quella cosa non l'hai detta tu. Stiamo parlando di deepfake, quindi un altro sistema di intelligenza artificiale che usa l'algoritmo che modula la mia voce e mi fa dire cose che io non dico. Mr. Amazon ha comprato Roomba, quella meravigliosa aspirapolvere che sa dove c'è più sporco in casa e quindi che spazzola usare sul tappeto piuttosto che nell'angolo, ma che per sapere tutto ciò mappa casa mia, fa la mappatura del mio appartamento, e anche quelli sono dati che vanno a finire nei famosi server che ha Mr. Amazon, che sa già tutto di noi, tutto lo scibile umano. Immaginatevi, adesso vi state tutti spaventando ma non dovete, immaginatevi quanto stiamo dando noi a livello di informazioni a un'unica azienda. È bene dire che questo signore è più potente di un qualunque altro capo di Stato e di governo. Tenete conto che lui non ha il perimetro del paese di uno Stato, ma tutto il mondo acquista da Amazon e usa Roomba e ascolta la musica da Amazon. Quello a destra è quello di Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp e Oculus e Zuckerberg. Quella a sinistra si chiama Steve Bannon ed era il consigliere di Trump della sua prima campagna elettorale. Zuckerberg era finito davanti al gran giurì perché aveva venduto i dati degli americani, dei paesi in bilico nelle elezioni. È un sistema pazzesco, tra l'altro descritto proprio da professor Tagliagambe nel libro che vi ho citato. Aveva individuato i cosiddetti cittadini incerti, ok? Quelli che non si sapeva che cosa avrebbero votato e che loro avrebbero portato a votare per Trump. E con lo stesso sistema, sempre Steve Bannon è intervenuto sul leave, l'uscita dall'Unione Europea dell'Inghilterra, ok? In quel caso era un'intelligenza artificiale che incrociava i dati dei cittadini rispetto ai like messi, le parole utilizzate, le pagine che seguivano, anche dei test psicoattitudinali. Sapete quei test che vi fanno su Facebook? Vuoi sapere cosa ci sarà scritto nella tua lapide o come sarai a 60 anni? Là vi stanno prendendo informazioni. L'informazione solo di Mario Rossi, lo sappiamo, non serve a niente, ma di un campione, di uno stato in bilico che non si sa se vincerà Trump, dice molte cose a chi sta facendo la campagna elettorale di Trump. Ecco perché sono a rischio i sistemi democratici. Torniamo a quello che stava dicendo Sebastian. Buonasera Don Roberto, grazie di essere qui con noi. Mi sente? Sento benissimo, grazie a voi. Chiedo scusa per non essere presente fisicamente con voi, anche i pastorali mi hanno portato fuori il numero. Sì, so che sei a Roma per degli impegni e che hai un treno, che hai un volo tra pochissimo. Ho detto all'inizio che la tua presenza qua ci ho venduto, vista anche l'amicizia che ci lega, perché tu sei tra l'altro stato allievo e sei allievo di padre Benanti, che è stato poc'anzi citato, ed è come dire, l'inventore del neologismo algoritmica, cioè tutti i temi che sono legati all'etica della tecnologia.
vorrei nei minuti che hai che ci dessi il tuo punto di vista su questo tema dell'intelligenza artificiale. Grazie. Ok, grazie a voi. Io permettetemi di partire da un'espressione di una donna che ho incontrato poco giorno fa. Io sono un esperto in algoritmi, non sono Paolo Benatti, però ho a che fare tutti i giorni con persone che iniziano a domandarsi che ruolo possa avere anche nella vita di fede l'intelligenza artificiale. Proprio qualche giorno fa una parrocchiana, una donna, mi diceva, che sua figlia fu visitata da un computer, figlio vive all'estero, non stando bene, si collegò e a un certo punto un medico gli faceva delle domande davanti a uno schermo e si muoveva ancora una serie di parole fino ad arrivare ad avere un risultato. Questa donna è preoccupata, mi domanda che mondo stiamo vivendo, dove stiamo arrivando. E io ho utilizzato una semplice frase avevo in mente in quel momento che è di Papa Paolo VI, che diceva che il mondo cambia e bisogna stargli dietro perché ogni mutazione c'è il volere di Dio. Quindi da sacerdote mi sento di dover dire a queste persone che oggi si fanno questa domanda, non bisogna tanto avere paura. Bisogna avere paura perché nel mondo è sempre stato, da quando Dio ce l'ha dato, un continuo evolversi. E questo evolversi ci ha portato oggi a vivere questo tempo che possiamo chiamare appunto la rivoluzione tecnologica. Questa rivoluzione tecnologica oggi dà la possibilità di avere delle macchine che recuperano dei dati e questi dati vengono utilizzati per rispondere a delle esigenze dell'uomo stesso. Questi dati naturalmente sono dati chiami numerici, ma non abbiamo solo dei dati numerici, ma abbiamo anche dei valori dei dati che sono della persona, e questi sono i valori etici, i valori morali, la quale non possiamo escludere. Quindi l'intelligenza artificiale è indubbiamente non può escludere patrimonio dagli algoritmi e formando appunto questa la cosiddetta. Deve mettere guardaveglio perché l'intelligenza artificiale non è stata. Per un circolo di strada abbiamo naturalmente. Chiediamo, Don Roberto, di avvicinarti un attimo al microfono perché ti sentiamo molto male. Mi dispiace, non è un mio computer, quindi non so neanche. Dicevo che appunto l'algoritmica non è altro che il matrimonio, sono le nozze tra gli algoritmi e l'etica, di cui l'intelligenza artificiale non può farne a meno. Mi sentite? Sì, insomma, un po' male, cioè molto lontano si sente. Vai. No, vai. È necessario a questo punto pensare che debbano esserci dei principi etici. Questi principi etici recentemente vengono sviluppati in modo particolare nel 2020 nella rassegna globale delle linee guida etiche per l'intelligenza artificiale ne propone ben 160. Questo numero è da sommare da altre realtà, ma a me piace semplificarle in 4-5 grandi pilastri. Il principio della beneficenza, quanto l'intelligenza artificiale deve esistere per il bene umano, per il bene comune. Il principio della non maleficenza, che non è un sinonimo del primo, ma è il fare in modo che l'intelligenza artificiale non crei conseguenze negative derivate dall'uso eccessivo o dall'uso improprio. Il principio dell'autonomia dell'uomo. L'intelligenza
benefici che devono essere appunto globali. Un altro principio che mi piace sottolineare è quello del principio della trasparenza, dell'esplicabilità. Il funzionamento dell'intelligenza artificiale è spesso invisibile, è incomprensibile, tranne naturalmente a gli osservatori creativi, gli esperti. Noi ci troviamo in mano o a fare uso di oggetti e strumenti e non siamo consapevoli, non li conosciamo. Alcune funzioni appunto non solo possono essere dannose, ma possono essere davvero utilizzate nel peggiore dei modi. Di principi se ne possono trovare davvero tantissimi, è quello che è stato fatto in questi anni. Principi etici possono essere veramente rischiosi perché pensiamo a tradurre i principi etici in buone pratiche davvero può creare dei rischi all'etica stessa. Poco fa vi dicevo che nel 2020 servono più di 160 linee guida che comprendono appunto numerosi principi. Questa proliferazione può generare delle confusioni e delle incoerenze, ma soprattutto può generare un mercato di principi di valori, in cui gli attori pubblici o privati possono acquistare un tipo di etica che meglio si adatta ai gusti e appunto inserire in loro dei comportamenti. Altro rischio è quello che vengono utilizzati messaggi infondati e fuorvianti a riguardo dei valori etici al fine di appunto apparire più etici di quanto non lo siano realmente. E un altro rischio che è alle porte è quello che ci sia un'esportazione di ricerca che si può rivelare contraria all'etica stessa, fatta in paesi con norme molto più deboli rispetto a quelle che possono essere fatte nei paesi civili come sono queste nostre, può essere quelle che stanno sviluppando, che hanno sviluppato anche ieri in mondo. Non so quanto abbiate sentito, se posso fare degli esempi, se posso. Purtroppo il collegamento è molto disturbato, nel senso che c'è il tono molto basso ed è, come dire, purtroppo un effetto di questi strumenti che non sempre sono compatibili. Comunque il senso è questo. Io avrei una domanda, avrei voluto farti una domanda, non so se hai almeno un minuto, cioè l'intelligenza naturale quando sbaglia paga sostanzialmente, no? Se non si crea una sanzione, la sua coscienza la creano gli altri. Se dovesse sbagliare l'intelligenza artificiale, cioè il concetto di colpa, di responsabilità, come va affrontato? So che non è una risposta, se può dare in un minuto, però è un tema credo che ci stiamo. Qualche tempo fa sorta, non so poi chi è con voi magari sa anche meglio, che è sorta questa domanda se l'intelligenza artificiale potesse avere dei diritti. Una delle riflessioni che feci era data dal fatto che dando dei diritti all'intelligenza artificiale potremmo rischiare di far perdere dei doveri a chi l'intelligenza artificiale in qualche modo la manovra, la crea.
scaletta perché so che il sindaco di Graziano Emilia ha delle incombenze, quindi deve, credo, riprendere la 131 un po' dissestata per tornare verso quarto. Innanzitutto lo ringrazio per essere venuto a Nuoro. Lui, pochi lo sanno, ma è nato a Nuoro, quindi forse lui ha via Piave in via Piave 1 per la precisione, e probabilmente Graziano Emilia ha il tema dei temi, e cioè quello del rapporto tra appunto, l'intelligenza artificiale e la democrazia, il sistema democratico, perché il tema dei temi, perché mentre nel secolo scorso si discuteva nel rapporto tra il sistema democratico e il mercato, un po' come si doveva trovare un equilibrio tra questi due sistemi, ora il tema è se la vita umana debba essere sottoposta agli algoritmi, dicevamo prima, dell'intelligenza artificiale, a come si conciliano gli effetti di questo rapporto con i principi di libertà e di autogoverno che devono ispirare i sistemi democratici. Grazie Graziano, stiamo ascoltando. Parto dal presupposto che siamo di fronte a una cosa piuttosto complessa. La banalizzo così. Come ogni innovazione nella storia dell'umanità, a partire dal fuoco, no? Si tratta di capire come la stessa invenzione viene usata. Se viene usata per il bene o per il male. Questa è un'invenzione alla quale probabilmente non eravamo in questi termini così preparati. Sì, era una cosa che ci immaginavamo, no? Basta che andassi a vedere Blade Runner, i replicanti, no? Geraldo, Harrison Ford, no? Tra l'altro tutti quanti, diciamo la verità, facevamo un tipo per Geraldo, no? Che le replicanti. Ci sono esempi letterali, insomma, dei neumani di Will Beck nella possibilità di un'isola. No? Ci sono tantissime cose, quindi è uno scenario che ci siamo immaginati tante volte. E la verità vera è che oggi stiamo conoscendo una concretezza che non ci attendevamo in tempi così rapidi. Naturalmente non è che non possiamo non essere inquieti e ansiosi, no? Quando Hinton, che è uno di quelli che l'ha fatto, dice ho paura di ciò che ho generato, no? E di cosa può diventare, non è che possiamo far finta di niente. Io la dico tutta, io sono uno che a casa non ha manco la TV, no? Io non ho paura dell'intelligenza artificiale e non ho paura che l'intelligenza artificiale possa sostituire l'uomo. Oddio, in termini di innovazione tecnologica sui luoghi di lavoro sostituirà l'uomo, e come? Sta già succedendo. È evidente. L'azienda dove lavora mio figlio ha già eliminato 20.000 dipendenti a Londra, e questo accadrà. Ciò di cui ho paura, no, è che l'intelligenza artificiale impari a fare qualcosa che noi non sappiamo fare, che potrebbe accadere. Ma la cosa che mi spaventa di più è quello che noi ci mettiamo dentro l'intelligenza artificiale. E allora da questo punto di vista io vedo, e questo è un tema legatissimo alla democrazia, io vedo un equivoco enorme, perché noi ci stiamo ponendo continuamente il problema di capire come funziona quella cosa lì per poterla controllare, e non ci stiamo ponendo più il problema della formazione culturale degli individui. Guardate, quello che è accaduto nel periodo del Covid con la data ci consegna dei dati preoccupanti, no?
altrimenti la finiamo come la ballata di Goethe dell'apprendista stregone, no? che impara male, non sa che ordini dare e combina disastri. Allora, poniamo che in un determinato momento della storia dell'umanità il mondo decidesse di attribuire ai sardi il potere di gestire l'intelligenza artificiale. Contemporaneamente ci prendiamo l'andamento dell'istruzione in Sardegna. C'è da spaventarsi, sì o no? Io dico che c'è da spaventarsi. E questo tocca alla democrazia. Noi avremo tra l'altro un riscontro in tempi molto rapidi. Io vi ricordo che nel 2024 si voterà negli Stati Uniti, si voterà in Europa, al Parlamento europeo, si voterà in Gran Bretagna, no? Lì potremo anche cercare di capire quanto, no, questi strumenti influenzano le decisioni delle persone, e le influenzano, come se non le influenzano, no? Perché è un po' come l'uso dei sondaggi quando sono usciti, no? Primi sondaggi, laddove le classi dirigenti si ponevano il problema di dire ciò che accontentava. Oggi fanno peggio. Io dico fanno perché io non mi occupo di politica, sia chiaro, mi occupo solo di amministrare una città, no? Mi tengo ben lontano dalla politica. Oggi facciamo peggio. Noi siamo, no? Viviamo in una... Io definisco sempre, per esempio, la Sardegna, ma in parte anche l'Italia, no? Il popolo della carta carbone. Sapete perché? Perché abbiamo un foglio dove mettiamo una firma, poi mettiamo il foglio di carta carbone, che credo che non si usi più, proprio se non la comprare nella libreria c'è ancora sempre, no? Poi si mette la carta carbone e riproduciamo la firma su un altro foglio. Nel primo foglio c'è la firma su una petizione contro l'installazione di antenne telefoniche. Nell'ultimo foglio c'è la diffida al gestore telefonico perché il tuo telefonino non prende a casa, no? E noi siamo fatti così. E allora, da questo punto di vista, il problema di recuperare forza e cultura alla politica e alla democrazia e agli istituti democratici diventa fondamentale, altrimenti corrono il rischio di venire travolti. E noi stiamo andando, e la finisco qui perché non mi voglio annoiare adesso, noi stiamo andando di fronte a un mondo, la guerra in Ucraina è un episodio, lo scenario è molto più complesso. E, come dire, mi sbaglierò e vorrei sbagliarmi, ma temo di non sbagliarmi. Io ho l'impressione che si stia rigenerando una cortina, che non è la cortina di ferro che abbiamo conosciuto nel secolo scorso, è molto più sottile, è molto più insidiosa, perché ha su di sé le conseguenze della globalizzazione improntata al fanatismo finanziario, no? Altro problema per la democrazia, no? Questo è Amazon, no? Vedete? E stiamo andando incontro a delle società che qualcuno dice paesi autocratici, così dice la Pelosi, ex portavoce della Camera statunitense, paesi autocratici e paesi democratici. Io direi società chiuse e società aperte. Uso quasi una terminologia da storico del Medioevo. E allora guardate che nelle società aperte il complesso della società ha come obiettivo, poi non sempre ci riesce, quello di tutelare l'individuo.
nelle società chiuse chi comanda ha necessità di controllare l'individuo, non di proteggere. E allora è evidente, diciamo, sulla formazione, sull'informazione su questo può aggiungerci 1000 cose, no? E allora qui c'è nel rapporto con la democrazia il punto vero, e noi dobbiamo sapere che se l'intelligenza artificiale si inserisce in un mondo così bipartito è un rischio per entrambi i mondi dal punto di vista della tenuta della democrazia. Quindi a monte, no? Per tornare alla frase che ho detto prima, non mi spaventa l'intelligenza artificiale, mi spaventa ciò che ci mettiamo dentro, no? Per essere chiari. E quindi il problema ritorna a monte, no? Ritorna ad una grande scommessa, no? Che noi abbiamo per il futuro, una riaffermazione di un nuovo umanesimo in questo mondo, che parte dall'affermazione della pace, che parte dall'affermazione del superamento delle differenze, o quantomeno del contenimento delle differenze, che parte da quelle parti di mondo che sono escluse. Signori, ieri notte sono probabilmente morte nel Mediterraneo 500 persone. E Repubblica, che è il secondo quotidiano italiano, la presenta al pari dell'articolo sul dress code dei partecipanti ai funerali di Berlusconi. Lì c'è un problema. Ecco perché dico, no? Se noi non andiamo verso quella direzione, allora l'intelligenza artificiale per la democrazia può davvero diventare un problema serio. Grazie, come sempre. Per avermi fatto tornare nella mia amata città. Grazie a te. Prego, Antonella. Dico velocissimamente, lui ha detto non ho paura dell'intelligenza artificiale, quoto. Dobbiamo aver paura di chi usa l'intelligenza artificiale. Governare l'intelligenza artificiale significa governare i dati che sono specchio della realtà, quindi con tutti gli stereotipi della realtà che stiamo vivendo. Governare l'algoritmo, quindi come si istruisce l'algoritmo, ma governare soprattutto a chi la diamo in mano. Lui ha detto se la dessimo in mano ai sardi, se la dessimo in mano a un governo della Sardegna X, cosa farebbe? Come in questo momento c'è le mano piante dosi, cosa fa? E poi rispondo a te, alla domanda che hai fatto al sacerdote, la responsabilità, Sebastian, è sempre umana. Lo dice il Consiglio di Stato e lo dice il GDPR, che dice nessun cittadino può essere sottoposto a una decisione interamente algoritma, quindi lì siamo salvi. Se il drone colpisce o uccide qualcuno è colpa di chi ha fatto volare il drone, non del drone. Ma io volevo provocare il sacerdote dicendo se noi pecchiamo ci dobbiamo confessare, se pecca l'intelligenza artificiale, no, lasciamo stare. Grazie Antonella. Io passerei la parola a Luciano. Volevo dire a Graziano che ho scoperto che in Giappone c'è una cittadina del distretto di Tokyo che ha eletto un consigliere comunale che è una sorta di avatar e ha preso 4.000 preferenze, ha un profilo Twitter, ha scritto anche oggi, ho visto. Ma è un umanoide? No. Sì, più o meno, okay. E quindi è in opposizione, quindi vuol dire che sono gli uomini ma la maggioranza. Sono il piccolo popolo di Murakami, allora, no? Sì. Scrittore giapponese. E oggi ha scritto su un tema cittadino che mi pare fosse un marciapiedi con centinaia di like, di condivisioni, quindi in altre parti del mondo ma finanziamenti le procuro. Faccio subito assessore. Luciano, grazie anche a te di essere venuto.
L'altro giorno il Foglio, a proposito di informazione, sta facendo un quotidiano, il Foglio sta facendo un esperimento. Da qualche settimana sta pubblicando un articolo prodotto dall'intelligenza artificiale e chiede ai lettori di indovinare qual è. Non ha ancora indovinato nessuno. Questo è l'esperimento di Turing, questo è l'imitation game di Turing. Praticamente dobbiamo fare a meno di voi giornalisti. Quasi esatto, quasi. Anche perché raccolgo le parole di Graziano Melia, che parlava appunto di persone che perdono il lavoro. Io potrei essere uno di quelli se la macchina insomma ci sostituisce come giornalisti. Il tema è molto interessante, io sarò molto pratico e prendo spunto subito dalle parole di Sebastian Coco quando all'inizio parlava di riflessi immediati e pratici ed esordisco subito con le parole della professoressa Francello che ha iniziato la sua relazione, il suo incontro insomma, con le regole stabilite dall'Europa. Già questa legge diciamo, del Parlamento europeo non è stata presentata granché dai giornali italiani, sono pochissimi quelli che ne hanno parlato, uno in particolare ne ha parlato con un bel paginone insomma, che è Avvenire, particolarmente attento alla tematica. Gli altri giornali invece mi aspettavo di trovare chissà cosa, invece no, evidentemente non c'è questa paura di perdere il posto di lavoro, quindi posso stare anche tranquillo. Non troppo, perché il tema, diciamo che io l'ho scoperto sull'intelligenza artificiale in sé qualche anno fa, grazie ad un articolo molto molto interessante che in Italia è stato rilanciato da Internazionale, dal settimanale, e in realtà riportava, come tutti gli articoli di questo settimanale, un articolo di una rivista americana, adesso non mi ricordo quale, che è costruito interamente dalla macchina. Però a differenza degli articoli che appunto adesso ci propone magari il Fatto Quotidiano o anche altri giornali, quell'articolo presentava proprio la nascita e lo sviluppo di un pezzo giornalistico, tra l'altro molto, molto lungo, quindi una long form insomma, di giornalismo, un approfondimento diciamo, era quasi un articolo narrativo, perché iniziava spiegando con alcune parole chiave che erano state date alla macchina perché costruisse un articolo. Dopodiché nasceva diciamo, una prima frase, immaginiamoci una frase composta di senso logico, dopodiché si interveniva, si dava un'altra parola chiave e quella frase diventava 2 frasi, 3 frasi, 4 frasi, fino a diventare un articolo enorme di svariate pagine, un articolo tra l'altro bellissimo appunto sulla evoluzione della macchina, il rapporto dell'uomo e del robot. E questo articolo mi ha letteralmente fulminato, perché ho detto, se una macchina inizia a scrivere in questo modo vuol dire che io cosa ci sto a fare. Però ho detto, ma queste cose succedono in America, figurati quando arriveranno a noi, ce ne vorrà di tempo. Invece un anno, forse neanche un anno e mezzo, ed è proprio il mio giornale che parla di intelligenza artificiale, perché io lavoro alla Nuova Sardegna e il 7 marzo scorso noi abbiamo annunciato la pubblicazione di un nuovo magazine, Mamme Magazine, che sarà un giornale, è già un giornale, un portale online del gruppo SAI, che è l'editore che ha comprato la Nuova Sardegna da circa un anno e mezzo e che lo sta rilanciando chiaramente nel mercato. Questo magazine per adesso è un portale internet che viene aggiornato quasi quotidianamente, diventerà anche un prodotto cartaceo che entrerà a corredo e in abbinata con tutti i giornali del gruppo, quindi non solo con la Nuova Sardegna ma anche con i giornali del resto della penisola, il Tirreno e altri giornali. La particolarità di questo magazine è che chiaramente è un giornale molto innovativo e che comunque viene sottolineato che una parte dei contenuti di questo giornale verranno realizzati con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. Ecco che quell'articolo che io avevo letto e che mi sembrava così lontano
come l'America, ce l'ho in casa, quindi adesso tocca a me affrontare questa materia. Io devo dire che ancora non ho un'idea ben precisa e neanche chiara di quello che è in questo momento e di quello che potrà succedere. Quindi chiaramente ho bisogno di tempo probabilmente per metabolizzare e poi per vedere in concreto cosa succederà, perché è chiaro che la macchina andrà governata, ci dovranno essere degli umani, dei giornalisti che gli danno degli input per creare i pezzi, anche se in realtà noi queste cose in parte lo facciamo già, perché basti pensare all'uso del traduttore. Spesso noi leggiamo articoli di riviste o inglesi o di altre lingue, siccome non è che conosciamo tutti, capisco l'inglese, ma se c'è lo spagnolo, il tedesco, l'arabo o altre lingue del mondo viene un po' difficile, quindi un po' per la fretta, un po' perché non abbiamo a disposizione uomini e mezzi e donne che sappiano leggere, allora ci si affida a Google, almeno per capire il senso generale, perché noi abbiamo avuto la soffiata, come dire, c'è questo giornale che si sta occupando di Nuoro per questo motivo, allora vado a curiosare e chiaramente mi faccio aiutare da Google Translate. Però Google Translate devo anche dire che è stato anche a favore di una cosa tutta nostra, che sicuramente sembra minoritaria ma non lo è, ossia Zarin Basarda, perché l'intelligenza artificiale arriva anche ad aiutarci. Ecco perché io sono molto combattuto, perché da una parte ho paura che possa succedere la fine del mondo, che la macchina mi sostituisca, dall'altra invece può essere una grande occasione che la macchina mi aiuti a diffondere per esempio il sardo. In questo io voglio ricordare un ragazzo di Oliena che si è impegnato a Barcellona e che ha lavorato con un'equipe dell'Università Autonoma di Barcellona, con il gruppo di ricerca Tradumatica, che è Gianfranco Frontello di Oliena. Ha lavorato per creare le traduzioni automatiche, quindi con l'ausilio della macchina, dall'italiano al sardo. Ancora non c'è il risultato opposto dal sardo all'italiano, ma si arriverà anche a quello. Questo esempio io lo faccio semplicemente per un motivo, perché sappiamo tutti che è già difficile scrivere e comunicare in sardo nei quotidiani. Noi lo stiamo facendo, cerchiamo di farlo. Dal 2017 io curo una pagina domenicale più o meno in sardo. In Spagna invece ci sono quotidiani catalani, due in particolare, l'Avanguardia e il Periodico, e anche la Rua, sì, che pubblicano, sì, di diversi settori, che comunque pubblicano quotidianamente articoli sia in catalano sia in castigliano. Siccome anche loro non è che hanno una vagonata di giornalisti a disposizione per scrivere sia in catalano sia in castigliano, si affidano alla macchina. La macchina che traduce prende praticamente gli articoli che sono già prodotti dal resto della redazione e li traduce in automatico. Ne traduce in quantità enorme, perché c'è un intero giornale fatto con il traduttore. È vero che c'è anche però l'intervento di uno o due giornalisti che vanno poi a rileggersi tutti gli articoli tradotti in questa maniera per vedere eventuali rifugi, eccetera. A me questo aspetto interessa molto, mi piacerebbe provarlo anche qui in Sardegna, mi piacerebbe chiaramente farlo con il mio giornale, con la Nuova Sardegna. C'è un aspetto più generale però che mi interessa molto, e in questo la professoressa Fancello magari mi potrebbe aiutare di più, perché è vero che abbiamo paura che la macchina possa sostituire l'uomo o comunque tanti uomini, tanti giornalisti, e spacciare anche fake news, perché io non ho alcuna certezza poi che chi l'ha scritto l'articolo, chi me lo dice, appunto, nessuno riesce ad individuare qual è l'articolo scritto dalla macchina, figurati quando tutto il genere di informazione sarà in mano teoricamente all'intelligenza artificiale. È di questi giorni la notizia che l'intelligenza artificiale riesce a riprodurre o comunque a ricomporre la voce di John Lennon e a rimettere in circolo addirittura degli inediti che adesso verranno commercializzati. Figurati se la macchina non è capace di analizzare lo stile di scrittura di Luciano Piras
e scrivere come scrive Luciano Pilas. Nessuno se ne accorgerebbe, probabilmente neanche io me ne accorgerei. Quindi mi chiedo, se l'informazione va in mano alla macchina e noi non sappiamo distinguere, è chiaramente un danno per la democrazia. Ecco perché gli stimoli di Graziano erano molto ottimi, insomma, in questo contesto. Allo stesso tempo però vedo l'aspetto positivo, perché io potrei utilizzare la macchina per scovare le fake news. È certo che la macchina, l'intelligenza artificiale potrebbe aiutarmi a trovare quelle che vengono spacciate anche nei social, che uno va, legge e apparentemente sembra una notizia vera. Mi allungo la vita da solo, esce su Facebook la notizia, Luciano Pilas è morto. E pazienza, uno in più, uno in meno. La notizia inizia a circolare, chiaramente è una notizia falsa, magari anche per un semplice scherzo, come è successo qui a Nuoro con un necrologio falso, che per fare uno scherzo ad una persona, o meglio, per restituirgli una serie di scherzi, gli hanno scritto che era morto e che era deceduto e che gli amici facevano festa per ricordarlo. Era una fake news. L'uomo, io giornalista, non riesco ad analizzare tutte le informazioni, la valanga di informazioni che mi arriva sia personalmente sia in redazione. Ecco che invece la macchina potrebbe aiutarmi a valutare se quella notizia o quella fonte è affidabile o meno. Allora potrei utilizzarla anche per scovare le fake news sui social. C'è già. Te lo dirà lei. Perfetto, vedi che te l'ho servita adesso. Vabbè, questi sono i dubbi che mi assillano anche. La cosa più interessante è che sembrava un'entità così astratta, invece ce l'abbiamo davanti. Cioè, domani sicuramente succederà qualche cosa di nuovo. A parte che spero che i giornali approfondiscano la questione delle regole, perché è chiaro che il giornale deve fornire e far sapere ai lettori: sappiate che questa notizia è stata creata da una macchina, non da un uomo, perché io ci metto la faccia, e quando il lettore legge l'articolo firmato da Luciano Pilas sa chi cercare, se lo vuole contestare, se vuole fargli i complimenti, se vuole mandarlo a quel paese, se lo vuole denunciare. Ma se la macchina scrivere, io chi cerco? Esattamente come l'azienda che magari mi fa un torto, chi vado a cercare? Non solo devo sapere chi ha scritto la notizia, ma devo sapere perché non mi è stato dato un lavoro, e quindi l'azienda che ha scelto di dare il lavoro a lei anziché a me tramite un algoritmo me lo deve dire. Esatto. È lo stesso principio ed è ciò che non si sta facendo. Grazie, io ho finito. Siamo davvero contenti di averti qui perché abbiamo ottenuto la notizia sino al giorno della discussione della tesi, perché non volevamo caricarti di ulteriori stress. Ora siamo davvero curiosi del lavoro che hai fatto, e per chi si occupa di pubblica amministrazione come me, come tanti che ci sono in questa sala, siamo davvero curiosi di sapere come eliminare le storture, come eliminare gli errori che gli umani invece fanno. Grazie Giuseppina. Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto ringrazio la professoressa e il Presidente del Consiglio Comunale per questo invito. Sono molto contenta di essere qui e sono molto contenta di parlare di questo tema ai cittadini comuni, proprio perché il problema principale è che le persone comuni non sono a conoscenza di questi temi. Ovviamente, come è già stato detto, il tema dell'intelligenza artificiale della pubblica amministrazione è stato il focus della mia tesi, tema che ovviamente mi ha fatto conoscere la professoressa Fancello e che analizzando ho scoperto essere, come già sottolineato, un tema molto complesso. Nel lavoro di tesi ho analizzato il rapporto tra pubblica amministrazione e intelligenza artificiale, in particolare concentrandomi su quelli che possono essere i rischi
derivanti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma anche quelli che possono essere i benefici. Diciamo che alla fine di questa serata si è creato un po' uno scenario apocalittico in cui probabilmente molti di voi torneranno a casa e avranno timore dell'intelligenza artificiale. La mia tesi invece non ha avuto e non ha il mio intervento questo obiettivo, semplicemente perché l'intelligenza artificiale, se utilizzata in maniera corretta, può rappresentare un'opportunità per i privati tanto quanto per la pubblica amministrazione. L'intelligenza artificiale, come ha già detto la professoressa, è stata utilizzata dalla pubblica amministrazione a partire dal 2015 con la riforma Buona Scuola, in cui il Ministero dell'Istruzione, trovandosi davanti a moltissime richieste di insegnanti, ha deciso di utilizzare un algoritmo e un software per decidere a chi assegnare le cattedre. L'algoritmo doveva teoricamente funzionare nel modo giusto e garantire il miglior match di dati possibili, ma in realtà si verificano notevoli errori. Questa vicenda è una vicenda fondamentale per l'intelligenza artificiale e per le decisioni algoritmiche perché dà inizio ad una vicenda giurisprudenziale e dà la luce a quelle che sono le prime regole in Italia sull'intelligenza artificiale. In particolare sono importanti 2 sentenze del TAR e una sentenza del Consiglio di Stato. Le 2 sentenze del TAR, una del 2017 e una del 2018, hanno 2 visioni differenti. La prima sentenza in realtà è a favore dell'utilizzo degli algoritmi di intelligenza artificiale, ma comunque ne limita l'utilizzo solo in quella che è definita l'attività vincolata della pubblica amministrazione, cioè solo quando l'amministrazione deve prendere una decisione che è vincolata, non una decisione discrezionale. La seconda sentenza invece del TAR Lazio ha una visione pessimistica e quasi ci porta quasi a pensare di vietare l'utilizzo delle decisioni algoritmiche. In realtà poi arriva il Consiglio di Stato nel 2019 che al contrario incoraggia l'utilizzo delle decisioni algoritmiche e anzi sottolinea il fatto che proprio le decisioni algoritmiche possono portare a rispettare e avvantaggiare quelli che sono i principi fondamentali del procedimento amministrativo. Si arriva a definire delle vere e proprie regole, dei principi che sono già stati sottolineati in parte. Innanzitutto il principio che dice che un cittadino non può essere sottoposto a una decisione che deriva solo ed esclusivamente da un algoritmo. In secondo luogo il fatto che la decisione derivante dall'algoritmo non può essere una decisione che porta con sé delle discriminazioni e quindi l'algoritmo e le decisioni algoritmiche automatizzate devono garantire sia il buon andamento dell'amministrazione che, come ha detto la professoressa, l'uguaglianza fra tutti i cittadini. Un importantissimo passo avanti è stato fatto appunto ieri con l'approvazione del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, che rappresenta la prima vera e propria regola ufficiale sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. È un regolamento molto complesso che sarà difficile da attuare principalmente perché è un regolamento che ha a che fare con le imprese private, cioè le imprese private si troveranno davanti dei vincoli per la prima volta, non hanno mai avuto vincoli fino a questo momento sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ora si troveranno a rispettare dei vincoli e le imprese private, così come la pubblica amministrazione, probabilmente dovrà frenare il lancio sul mercato di determinati sistemi o addirittura ritirarli, questo staremo a vederlo. Un altro problema fondamentale dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale è il problema etico, il problema delle discriminazioni. Perché? Perché, come abbiamo già sottolineato, l'intelligenza artificiale sì, sono macchine, ma sono macchine che sono addestrate dagli uomini, addestrate su dati umani, quindi portano con sé gli stessi pregiudizi degli esseri umani. Ci sono tantissimi casi e tantissimi esempi anche nella pubblica amministrazione europea, come lo scandalo Siria ad esempio, in cui degli algoritmi di intelligenza artificiale hanno portato con sé delle discriminazioni riguardanti l'etnia, riguardanti l'istruzione, riguardanti tantissimi fattori che porterebbero a accentuare ancora di più le discriminazioni che già sono presenti nella nostra società. Quindi quello che
vuole essere il senso della mia tesi, il senso di questo incontro, di questo intervento, è dire che bisogna promuovere l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, ma al tempo stesso la pubblica amministrazione, ancor più rispetto ai privati, deve stare attenta a quelli che sono i possibili rischi. Da questo punto di vista delle soluzioni sono rappresentate innanzitutto dal rendere consapevoli i cittadini che la pubblica amministrazione sta utilizzando determinati strumenti. Cioè io da cittadino devo sapere che quella decisione o la lettera che mi è arrivata dall'Agenzia delle Entrate è una lettera che è stata creata da un sistema automatizzato che ha fatto un controllo. Ne devo essere consapevole, perché nel momento in cui io decido di oppormi a quella decisione devo sapere chi è il mio avversario. Quindi fondamentale è anche il tema della formazione, eventi come questi, eventi corsi in cui i cittadini si rendono consapevoli anche in maniera base di questi strumenti, in modo non da poterli sconfiggere, ma da poterci convivere, da poterli utilizzare in maniera responsabile. Grazie. Grazie davvero, perché sono temi per chi non conosce la pubblica amministrazione molto complicati, ma quello che è interessante e importante è stato richiamare i principi che poi devono, come dire, governare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale quando si gestisce la cosa pubblica, perché poi la pubblica amministrazione questo fa. Spesso capita di chiedersi, soprattutto a chi amministra, cosa farebbe un meccanismo che in qualche modo fosse orientato a eliminare come dire, gli aspetti negativi di una decisione che devi prendere per altri, per una città, per un paese, man mano che si sale insomma, nelle responsabilità di governo. Io ritengo che la decisione però dell'uomo alla fine debba rimanere quella che orienta la gestione della cosa pubblica, perché il rapporto che si ha con i cittadini, il rapporto che si ha con l'amministratore e amministrato, ho l'impressione che sfugga alle regole rigide di un algoritmo che decide anche per gli altri. Io non so se la professoressa Fanciullo voleva aggiungere qualcosa, altrimenti noi apriremo il dibattito, perché so che ci sono già degli interventi. No, apriamo il dibattito. Non c'è l'algoritmo che chiude la pagina di domani, quindi salutiamo anche Luciano Pida, se lo ringraziamo. Prego, se ci sono interventi. Professor Collu, che vedo tra il pubblico. Il primo pensiero che mi è venuto in mente, ritornando ai miei primi anni di insegnamento ai magistrati al liceo pedagogico, è stato quello quando mandavo i miei alunni una volta ogni 2 settimane, li mandavo in giro a controllare la pubblicità sui manifesti e poi li facevo tornare, discutevamo in classe il tipo di interpretazione da dare al messaggio. Ricordo che un giorno mi portarono una enorme macchina con una ragazza un po' scosciata lì sopra e discutemmo qual era il messaggio. Il messaggio non aveva nulla riguardo alla macchina. Il problema di oggi è lo stesso, ma siamo nella 4ª rivoluzione. La rivoluzione prima di Copernico, poi la rivoluzione di Darwin, la rivoluzione ultima di Freud, e oggi c'è questa rivoluzione che è quella della infocrazia. Che comanda? Comanda l'informazione. I vertici di questi giorni mi hanno già chiarito, quindi
Ma una cosa hanno detto questi signori prima di riunirsi, che si tratta di qualcosa di talmente importante che deve essere messo tra le priorità globali di questo momento storico, cioè alla pari delle pandemie, alla pari della guerra, alla pari del disastro ecologico e così via. Quindi è qualcosa che non abbiamo ancora recepito dal punto di vista proprio educativo e dal punto di vista. Perché parlo della scuola? Perché è solo lì che può avvenire la capacità di possedere il codice per decodificare questo tipo di informazione, che è un tipo di informazione pericolosissima, in quanto mette in discussione la stessa democrazia. E non riguarda questo solo il fatto di avere gli algoritmi, riguarda il fatto di aver messo da parte l'uomo da una informazione, da una razionalità di tipo razionale, da un'informazione di tipo razionale e quindi informativa, si è passati ad una informazione performativa. Cioè ormai è tutto deciso quando ci arriva l'informazione. Noi non abbiamo che seguire 1, 2, 3, un passaggio, l'altro e arrivare alla conclusione. Questo non è più decidere noi. Questo è aver buttato fuori dalla informazione stessa colui che è il soggetto. Chi mi ha dato l'informazione? Me l'ha data l'informazione totale, a 360 gradi, nella trasparenza e così via. Ma che cosa c'è di trasparenza? Quando manca il segreto fondamentale dell'utilizzare questo tipo di informazione per raggiungere certi scopi che sono oggi unici, sono quelli del mercato globale, comprendendo tutto il mondo, e di una clientela di tutta l'umanità. Lo vediamo, chiaramente lo vediamo tutto questo nelle informazioni che ci arrivano. Quando mi apro il mio computer trovo tutto ciò che mi serve per il giorno dopo, secondo loro, perché mi danno le direzioni su quello che sto studiando, su quello che sto facendo e così via. Questa informazione non è più informazione, è performazione, è performativa, mi costringe cioè a fare ciò che vogliono loro. Quindi come sta avvenendo tutto questo? Io dal punto di vista educativo, perché mi pare che ancora non abbiate approfondito il discorso, quindi io purtroppo sono arrivato un po' in ritardo, vorrei dare due indicazioni, 2 o 3 indicazioni. Come sta avvenendo questo? Si può capire se si riflette nella comunicazione dagli anni 90 ad oggi. L'informazione oggi va oltre quello che è la notizia, vuole entrare nell'attività cerebrale, entrare al punto da anticipare quello che io devo fare. E me lo anticipa con le informazioni che non sono più informazioni ma performazioni, perché mi mette nella condizione di fare, mi obbliga quasi a fare. Circola uno studio importantissimo che a chi vuole approfondire lo consiglio, il libro Il capitale della sorveglianza di Susanna Zuboff, che è importantissimo perché dice chiaramente che stiamo entrando nella nuova caverna di Platone, e cioè nella nuova schiavitù. Vediamo ombre spacciandole perché ce le spacciano in realtà, ma in realtà si tratta di ombre che non servono a nulla. Orwell, vi ricordate che nel 1984 aveva descritto la sorveglianza pensando a Hitler e a Stalin, chiaramente, e il dominio lì era attraverso il carcere, attraverso una sorveglianza puntuale, attraverso il dolore, attraverso il castigo, attraverso la morte. E poi invece, non poi, è venuto qualche anno prima, Huxley, nel suo mondo nuovo, ci aveva detto che bisognava prevedere tempi diversi,
e cioè tempi in cui si tenta di ottenere attraverso una società palliativa, una società che non costringe più, una società che ammalia, una società che attira, una società che carezza, una società che invita, una società sempre a servizio, una società sempre pronta ad accondiscendere, una società del desiderio. Oggi, lo diceva Postman tempo fa, noi non moriamo perché ci uccidono per fare le cose, oggi moriamo annegati dentro la banca del latte, cioè perché ci danno tutto ciò che vogliamo. Nei Postman, il libro intitolato Divertirsi da morire, è quello che ci vogliono dare, tutti contentini, tutto ciò che vogliamo. Noi siamo fessi e contenti e quelli si arricchiscono. Il problema è tutto qui, è la democrazia, diciamo, che scaturisce da qui. La democrazia dove c'è gente sottomessa, gente che sta zitta, gente che non può ragionare, che ha una razionalità solo del tipo performativo, non è più dentro la democrazia, è dentro la schiavitù. Grazie. Grazie professor Collo anche per questi stimoli di natura più strettamente filosofica, ma di una grande pregnanza che anche è concreta naturalmente. Credo che dovesse intervenire Domenico Fumagalli, che però non vedo. Domenico Fumagalli sono i curatori del MAP Lula, che è un bellissimo museo. Tra l'altro c'è una mostra in questi mesi arte robotica e sarebbe stato interessante sentire il rapporto tra intelligenza artificiale e l'arte, un tema molto importante. Naturalmente noi stasera abbiamo dovuto in qualche modo circoscrivere i temi di cui occuparci, perché avremmo potuto parlare dell'intelligenza artificiale nel mondo sanitario, nel mondo della scuola, il professor Collo lo ha appena accennato, nel mondo comunque dell'istruzione, ma anche al mondo giudiziario. È un tema devastante. In America ci sono tribunali nei quali buona parte delle decisioni vengono assunte in buona percentuale con l'intelligenza artificiale, cioè vengono messi quei famosi dati per cui se l'imputato è di un certo quartiere, di un certo colore, con una certa storia criminale, si chiama la giustizia predittiva. È ovvio che questa cosa spaventa tantissimo. Dall'altro lato credo che abbiamo assunto il ruolo di avvocato, una chatbot credo che si chiami, cioè un meccanismo per cui l'imputato in America, che non può permettersi un legale, ascolta la versione dell'imputato, gli consiglia se confessare, se dichiararsi innocente o dichiararsi colpevole. È una cosa, per quanto ci riguarda, aberrante. È vero che il mondo spesso forense è fallace, però se manca il contatto di fiducia, perché è un rapporto fiduciario quello tra l'avvocato, il professionista e l'imputato nel caso del processo penale, se dovesse mancare questo rapporto io credo che il senso della giustizia vada in qualche modo a meno. Io concluderei qua se non ci sono altri interventi. Leggo una cosa. Prego. Allora. Prego, perché probabilmente non si sente fino in fondo. La ricerca e la costruzione del sistema andava avanti, non passava giorno che non si costruissero nuovi computer, nuovi calcolatori e che essi non si collegassero a nuovi terminali e che i calcolatori non si collegassero tra di loro. Il sistema riuscì a rallentare questo processo, diffondendo la paura del computer, cioè cercando di trasferire le sue paure, che aveva ragione di averne, nei cittadini che dovevano beneficiarne. Si arrivò a definire eccessiva la sapienza dei calcolatori e pericolosa per la privacy. Dove si raccoglie l'informazione, lì c'è il potere e la concentrazione dell'informazione, quella è pericolosa. Non è il calcolatore in se stesso ad essere pericoloso, è solo né ambiguo, né venale, né capace di motivazioni psicologiche.
Michelangelo Pira, 1970, nel villaggio elettronico. Grazie. Grazie a tutti e alle prossime occasioni.